Dove stiamo andando? Il Paese è in una situazione critica perché c'è il rischio di inflazione, con la pandemia molte imprese chiudono, il debito pubblico è salito anche con gli aiuti europei, ma salirà e così via. Quindi non è che è una situazione nella quale mettersi a fare i giochi come i bambini, perché ci sono state proposte dall'una e dall'altra parte che erano accettabili, però dall'una e dall'altra parte si diceva sempre no, semplicemente perché erano quelli degli Sono veti altri. incrociati, no? In realtà però la preoccupazione principale dei grandi elettori, soprattutto dei parlamentari, è di riuscire a passare questi 7 mesi ancora in Parlamento, perché dopo, prima o poi verranno le elezioni e con le elezioni non saranno rieletti molti perché diminuisce il numero di parlamentari e perché comunque lo scenario politico è in fortissimo cambiamento. Ma questa è una giustificazione, Questa è una diciamo, giustificazione, miserevole, miserevole per i cittadini italiani che tutti i giorni perché devono combattere per mantenere il lavoro, per mantenere la famiglia, per pagare le bollette. Scusate, è miserevole, ce no? ne ricorderemo quando dovremo rivotarli questi qua, che come si sono comportati, ecco. Sì, il problema è che c'è comunque anche un vulnus costituzionale, no? Perché? Perché con Napolitano anche lì c'è stato un momento particolare, no? Lo hanno tirato per la giacchetta sino come con Mattarella e alla fine ha detto sì, poi è durato 2 anni, ma qui non è che possa dire il buon Mattarella rimango 1 anno, rimango 2, alle prossime elezioni spostiamo Draghi al Quirinale, cioè attenzione, la Costituzione Allora, è Costituzione. l'interpretazione della Costituzione andava verso la non la non possibilità di essere rieletti, anche perché si sa che quando scade il mandato di presidente si è senatori a vita, quindi cioè, anche questo non l'ho visto tanto sottolineare questo elemento, però è un elemento chiaro che depone al fatto che non è una carica rieleggibile, il fatto che quando scade il mandato poi si diventa senatori a vita. Infatti l'abbiamo sottolineato anche noi nel corso del TG, Napolitano è senatore a vita. Sono tutti senatori a vita. Tra l'altro questo è il motivo per il quale troppo giovani, cioè 51enni, non li fanno i presidenti della Repubblica, perché poi rimangono. Tra l'altro teniamo presente che nel prossimo Parlamento saranno molti meno e un senatore a vita per lungo tempo potrebbe anche tenere su un governo, come è capitato in certi casi, quindi è molto importante. Scusi, ecco. Però, professore, d'accordo. Ci sono però persone in altri paesi molto più evoluti del nostro che hanno presidenti giovani e li si vede lavorare. Ministri giovani. Allora dico, finché non si arriverà, guardi, tra pochi giorni inizieranno anche le sedute particolari, perché sono anticipate, no? Le sedute in Francia. In Francia ora i vari schieramenti stanno scegliendo la persona che andrà a rappresentare lo schieramento e che porterà avanti lo schieramento. Alla fine i francesi vanno a votare, si troveranno 10, 20, non so quante persone a condurre i movimenti e partiti. Ovviamente c'è una percentuale, un'asticella che deve essere superata e poter ambire. Alla fine, quelli che ci sono, quelli che non ci sono, rimangono in 2, vanno al ballottaggio, chi vince diventa presidente che governa. Qui siamo veramente alle minestre riscaldate, con tutto rispetto, dai. Infatti, come dire, sembra che questo è medioevo questo, dai. Che questo comportamento porti ovviamente all'elezione diretta del capo dello Stato, di fronte alla quale pare che ci sia una forte maggioranza nel paese. Ma perché fino ad oggi non si è mai messo mani a questa riforma, secondo lei? Intanto Ilvo Diamanti, che è noto per fare degli ottimi sondaggi, ha detto che in questo caso, per il nostro caso, sarebbe Draghi stato eletto, per esempio. E il fatto che Draghi praticamente in un modo o nell'altro è stato messo da parte per questa carica, in un modo o nell'altro, soprattutto per il forte argomento del fatto che se si toglie Draghi dal governo, come capo del governo, non si sa chi metterlo per i secondi 7 mesi, per gli ultimi 7 mesi, e quindi siamo sempre a questo discorso qui, cioè che per i parlamentari
la preoccupazione maggiore era riuscire a gestire questa elezione in modo da rimanere Sì, però saldi non è, nonostante gli interessi del però non è paese. indolore questa elezione, non è questa Non, rielezione, non è perché indolore perché spacca all- le coalizioni. all'interno dell'attuale, ma già Giorgetti, appunto quando si diceva oramai è fatta, infatti la stessa rappresentante della Sport Party ha detto, beh, prima ancora, perché poi è iniziata alle 16, ha detto, beh, Mattarella si è messo a disposizione. Ma mi ero immaginato che Mattarella avesse detto, come diceva nei giorni scorsi, assolutamente no, però ha capito che veramente andavamo a sbattere contro un muro piuttosto pesante, perché poi abbiamo l'Europa che i soldi non ce li dà più, una maggioranza che si spacca, una maggioranza sui generis, diciamo, no? Raccogliticcia per il bene del paese, dicono, no? Se fosse stato per il bene del paese, dico io, avrebbero trovato un nome comunque, o uomo o donna. Sono arrivati a farsi le baruffe chioggiotte, alla fine è rispuntato Mattarella. Allora, quando ieri mattina hanno fatto il nome di Mattarella per dire andiamo a rieleggerlo, un applauso solenne, a me mi sono cadute le braccia. Questi qua beccano fior di quattrini per fare senatore e onorevole. Hanno battuto le braccia, non hanno saputo trovare un nome. Io sprofonderei, io non so, sprofonderei. Diciamo che più che altro il ragionamento che si può fare è che effettivamente noi con Draghi abbiamo come dire, l'Europa che ci ascolta, abbiamo la possibilità di gestire il piano nazionale, il PNRR, NRR. in maniera tranquilla, qualsiasi cosa fa Draghi va bene in Europa e quindi diciamo qui potrebbe essere, cioè nella loro preoccupazione principale, quella di confermare per i prossimi, per avere la piena legislatura, per finire la legislatura, in realtà nell'avere questo obiettivo principale fanno anche comunque in parte il bene dell'Italia perché comunque pensiamoci la soluzione più brutta, cioè che poteva essere quella che veniva eletto un soggetto esterno alla politica e questo probabilmente anche Draghi si sarebbe sentito da questo punto di vista, non perché lui è piena parte della politica, ma perché l'unica indicazione che aveva dato è che fosse della maggioranza di governo, quantomeno, ecco. Ma io guardi, Se sarebbe indebolito, poteva ho anche... un'idea forse anche sbagliata, ma ho un'idea. Prima che Mattarella venisse coinvolto, Draghi ha chiamato lui Mattarella. Questo è confermato, ok? Chi ha chiamato Draghi a Palazzo Chigi? Mattarella. E non me la toglie nessuno dalla mia testa, no? Cosa gli avrà detto? Guarda, vieni, io finisco il mio mandato e poi, come è giusto, sarai tu a prendere il mio posto. E Draghi ha accettato. Ha accettato, ma abbiamo visto in questi ultimi giorni come è stato trattato però dalla stessa sua maggioranza. O no? Ma diciamo che Perché la io se fossi preoccupazione... al posto di Draghi oggi, beh, non è che proprio Beh, ma lo farei per spirito di servizio, perché è la parola che fa tanto insomma respirare, no? Però insomma, qualche sassolino dal scarpone me lo toglierei con qualcuno di chi mi sostiene, no? A parole. Ma diciamo che la situazione è talmente critica che per togliersi i sassolini dalle scarpe non c'è tempo, nel senso che Draghi a questo punto dovrà continuare fino alle elezioni, dopo le elezioni si vedrà il nuovo scenario che sarà uno scenario per certi versi imprevedibile perché i grandi numeri che hanno certi partiti oggi non saranno più quelli. Certo, Non saranno più quelli. anche perché se oggi avevamo un numero, per quanto mi riguarda anche eccessivo, tra senatori e onorevoli,
Io ero per la cancellazione del Senato, tanto per essere chiari, o meno, rimanendo con poi altri rappresentanti. Ma hanno voluto proprio sfrondare tutto, ok, benissimo, ma erano in tutto 600, no? Alla fine dei giochi. E saranno 2 Camere, insomma, ridotte. E giustamente come diceva lei prima, insomma, molti di quelli che oggi vivacchiano, no? Magari attendendo il reddito di cittadinanza quando torneranno alla vita di tutti noi umani, avere insomma quanti mesi? Anche 15 mesi, se andiamo poi a vedere, no? Insomma, un anno, adesso 2022, votiamo nel 2023, metti caso che il Covid allunga anche, e sa com'è la vita è questa, però tralasciamo per il momento allora la vicenda quirinalizia che ha messo proprio in campo situazioni incredibili. La Belloni era la direttrice del DIS. sì, che sono gli 007. Non l'avrebbe trovato anche lei un attimino fuori? Ma questo effettivamente, sì, mi ricordo Cacciari, che in realtà lo fece anche per altri motivi, ma quando Casson, da sostituto procuratore della Repubblica di Venezia, era indicato come candidato sindaco, allora lui scese in campo perché diceva non è giusto che chi è stato procuratore della Repubblica, sostituto procuratore della Repubblica a Venezia, si candidi sindaco, perché ovviamente hai accesso a dei dossier, a delle cose. Ma è ovvio, non serve essere imparato, come dicono in talune regioni, per capirlo. Ha capito? Invece hanno messo subito in campo, no? Io sinceramente sono rimasto, non avevo dubbi di questo paese allo sfascio, ma ancora ho ulteriori, insomma, diciamo, risultanze in merito che è un paese ormai in declino, se proprio non ha. La politica è molto in declino. La gente si è allontanata, i giovani si sono allontanati. Questo è un errore per i giovani, perché io li sgrido i giovani che si disinteressano totalmente. Sì, però sono d'accordo con lei, però io, come tanti miei compagni o altri che militavano in altre diciamo, formazioni politiche, avevamo un ideale, quello che oggi non c'è. Dottore, oggi che ideali ci sono? Che basta guardare i social. L'ideale qual è? Avere la modella o avere il calciatore come Moroso, avere soldini in tasca, la macchinona, cantare e suonare. Questo è l'ideale. Sì, mi spiace dirlo. Tra l'altro in una situazione suicida, no, ma in una situazione suicida dove stiamo vedendo tutte le forme economiche, poi principalmente quella capitalista, ma anche quella autoritaria, in realtà vanno verso sempre l'aumento delle differenze economiche, quindi anche questo modello che vorrebbe dare così importanza ai soldi, ma in realtà la divaricazione sta avvenendo in una maniera tale che saranno sempre meno. Andiamo verso una società tipo Sud America, dove i ricchi per uscire di casa dovranno avere 3-4 persone col fucile a pompa davanti. È vero, è così, andremo verso questo tra l'altro è suicida anche per i ricchi. Gli stessi ricchi dovrebbero essere contrari a questa situazione, perché per quanto ricchi avrebbero una vita brutta che è quella di girare